Ciao Litamè, buongiorno. Quello che abbiamo appena visto era Cazzo avete a guardare, la canzone con cui tu sei entrata nei 12 finalisti di Sanremo Giovani. Cazzo avete da guardare. Che esperienza è stata? Allora, intanto ciao Leandro, ciao a tutti. È stata un'esperienza super emozionante. E l'ultima selezione è stata fatta proprio davanti alla commissione Rai, quindi anche Amadeus c'era, e tra l'altro quando mi ha sentito cantare mi fa: ah, sei veneta tu? E io faccio sì. Ah, allora lì dite cazzo avete da guardare. Sì, perché lui di Verona, tu eravate in due veneti nella finale, sì, tu sei l'unica sì, padovana, esatto. entrate in finale. Ma cazzo avete da guardare. E da quella canzone poi è nata l'idea e la voglia di fare un nuovo singolo, che è quello che esce in questi giorni. Sì, che si intitola Respiro su Marte. Come ti è venuta questa idea? Allora, è una questione tanto intima, nel senso che parla un po' del mio amore adolescenziale, in cui appunto quando sei piccola... Cioè, non è che adesso sei vecchia, Sì, ovvio, però parliamo di 15 anni. Io volevo comunque dire poi a chiunque che se si trova in difficoltà perché alcune parole feriscono, se sei una persona diversa, se hai le tue ideologie, hai il tuo modo di fare, esprimilo, non chiuderlo in una scatola. L'hanno detto le carte, che non sono di qua, io vengo da un'altra parte, che ci sono un'aliena, che non sta con la gente, ma respiro su Marte, io respiro su Marte. Litamè è il tuo vero cognome, è il nome che usi come artisticamente, e Angelica è il nome di battesimo. Esattamente. E chi è Angelica? Una ragazza adesso da 25 anni che studia, appassionata anche d'arte. Sono laureata triennale qui a Padova, storia e tutela di beni culturali. Adesso comunque continuo a studiare, però ovviamente io vorrei che fosse la musica il mio mondo e il mio futuro, ecco. Puoi vedere questo tatuaggio che hai subito? Che... Medio tra l'altro. Medio. Avvicina. Ecco. Che cos'è una nuvola? Sì, che cos'è? Sì. Allora, c'è una storia che tra l'altro non sa nessuno. In realtà è anche perché spesso ho la testa fra le nuvole, quindi ogni tanto infatti è come se fossi in mezzo alla gente, però mi spegnessi, perché mi piace stare nel mio mondo proprio, e quindi è quello un po'. Angelica, mi fai un pezzettino di Respiro su Marte Sì. a cappella? Ok. No, non è che c'ho qualcosa se sto sulle mie. Mi fa strano che mi baci quando siamo in due, come che ci sono finita in questo disegno matita. Se tornassi indietro non so se lo rifarei. Respiro su Marte, io respiro su Marte. Grazie Angelica e buongiorno Mattina. Grazie. Ciao Mattino.